Possedere una conoscenza di base di economia e finanza come scudo alla violenza di genere, essere in grado di gestire il denaro, sapere cosa significa inflazione, interessi o diversificazione del rischio può salvare le donne da vessazioni economiche in primis, violenze psicologiche, infine anche da quelle fisiche. Si chiama alfabetizzazione economico-finanziaria. Scorrendo le tabelle OCSE nell'ultimo studio del 2023, lo scenario italiano rispetto ai paesi avanzati è deprimente. Fatto 100 il voto massimo in alfabetizzazione finanziaria, l'Italia prende 53, la Germania prende 76, la media OCSE è 63. Se pensiamo che il 30% della nazione femminile non ha un conto corrente bancario proprio e sembra che in Veneto arriviamo fino al 15%, quindi una percentuale ancora molto elevata. Se ne è discusso a Venezia nei giorni scorsi a Palazzo Dolfin Manin, sede della Banca d'Italia, nell'incontro organizzato da Federcasalinghe. Perché questa nostra società ha degli aspetti cattivi, che sono tentativi di truffe, tentativi di inganno. Bisogna imparare a difendersi con consapevolezza. La tappa veneta di una serie di appuntamenti in giro per l'Italia ha coinvolto anche il Comune e il Centro Antiviolenza di Venezia. È il primo centro antiviolenza pubblico d'Italia, un tema, quello della violenza economica, di cui si parla ancora troppo poco, ma che può diventare la premessa di violenze anche più gravi come quella fisica o addirittura nei casi estremi nei femminicidi.